Benvenute e benvenuti. Oggi avremo un altro dibattito, è martedì, come ogni martedì abbiamo delle dirette. Io sono Sabatina Napolitano. Oggi parleremo con Gabriele Ottaviani e provo a invitarlo. Ciao Sabatina, come stai? Ciao Gabriele. Ciao Gabriele. Eccoci, finalmente ci sentiamo e ci Sì, vediamo. allora mettiamo bene la Allora, telecamera. mettiamo bene la telecamera. Assolutamente sì. Allora, sei pronta? Sì, Gabriele, però Sì, sento Gabriele, però la sento mia la mia eco. eco. Mi Hai sento il ritorno? No, sì. io ti sento benissimo e non so se tu hai il rientro del tuo audio, perché io ti sento perfettamente. Tu come mi senti? Allora, sento bene te, Allora, sento bene te, ma sento in me ma sento ritornare. in me ritornare. Ah, ok. Ah, non saprei come aiutarti in realtà, però. Perché in realtà forse è un problema perché tu stai con gli auricolari? Non saprei dirti, Sì, però non mi è Sì, mai però successo. non mi è mai successo. Io ti ripeto, al momento, nonostante tra l'altro il tempo qui terribile, temevo infatti per la connessione, ti sento perfettamente. E non ho non avverto problemi nella tua voce, non so come Va posso bene, toglierti il ritorno. se è un problema Se è mio un che mi problema risento, mio che non mi fa niente. risento, non fa niente. Ok. Perché Perché quello è il bello della quello è il bello della diretta. diretta. Esatto. Noi è la prima volta Esatto, che... altrimenti non si chiamerebbe diretta, esattamente. Allora, Gabriele Allora, è Gabriele è laureato in studi laureato in studi italiani, italiani, letteratura e lingua, letteratura e lingua, dottore di ricerca dottore di in ricerca in italianistica, italianistica, autore di saggi di autore di saggi di Calvino, Carlo Calvino, D'Alba, Carlo Luzzi, D'Alba, Luzzi, attore per l'Allegra attore per Compagnia degli l'Allegra Compagnia Assurdi. degli Assurdi. Tanto tempo fa. Mm? Sì, tanto tempo fa ormai, sì. Qualche altra cosetta, però sì. Ecco, nel frattempo c'è la mia gatta che probabilmente cercherà di fare un'incursione nel video, ma non importa. Allora, Allora, Gabriela, io ti ho Gabriela, io conosciuto ti ho grazie conosciuto al grazie sito di cui al sei sito di cui redattore sei redattore convenzionale. convenzionali, Convenzionale. convenzionale, Plurale. eh, Convenzionali. convenzionali. Mi ha molto Mi emozionato ha la molto tua emozionata intervista, la quindi tua intervista, mi quindi sono sentita mi sono colpita, per sentita questo ti volevo colpita, per parlare. questo ti volevo parlare. Ti ringrazio moltissimo. Ho letto la Ho tua letto opera, la tua parlo opera, di parlo di 3000 giorni 3000 insieme. giorni insieme. Però prima si Però chiamava in prima un si altro chiamava modo, è in un stato altro il premio modo, è stato il Malerba premio ad aver Malerba cambiato il ad titolo aver all'opera. cambiato il titolo all'opera. Io ho avuto il grande onore, la fortuna e la gioia, e ripeto veramente soprattutto il privilegio e l'onore infinito di partecipare nel 2016 e inaspettatamente di vincere il premio Malerba. Insomma, già l'idea di vincere un premio letterario è una grande emozione. Vincere un premio letterario dedicato a uno scrittore così importante è un'emozione ancora più forte, chiaramente. È iniziato tutto per caso ed è andato avanti tutto assolutamente in maniera inaspettata. Tutto ha inizio da un racconto che si chiama Una semplice storia d'amore, che ha fatto parte di una antologia, racconti che tra l'altro poi per certi versi sono stati anche rappresentati a teatro, e niente, ha avuta la notizia dell'esistenza del premio Malerba e della possibilità. Che è successo? Premia il miglior romanzo o opera di narrativa, oppure la miglior sceneggiatura, proprio per naturalmente condensare le varie anime di questo grande intellettuale, che era appunto sia sceneggiatore che autore di narrativa propriamente detta, per così dire. In quell'anno appunto si premiava la miglior sceneggiatura, e io, partendo dall'idea come di base di Una semplice storia d'amore, ho rielaborato questa storia, facendola diventare appunto una sorta di trattamento auspicabilmente per il cinema, e ho inviato la mia opera, che
appunto inaspettatamente, con mia grandissima sorpresa e soprattutto con mia grandissima gioia, ha vinto l'edizione di quell'anno, e quindi c'è stata la bellissima esperienza poi di conoscere Anna Malerba, che è una donna, una persona assolutamente straordinaria, e tutti i giurati di quell'anno, che appunto spesso poi ritornano a far parte. Il premio Malerba è una sorta di grande, meravigliosa famiglia. Poi la gioia di andare a Parma, che soprattutto con i ragazzi in quell'occasione del liceo classico. Il premio Malerba poi appunto sta proseguendo ogni anno, premia anche l'albo illustrato. Malerba aveva una grandissima passione per appunto anche l'arte figurativa, e quindi è stata un'esperienza che mi ha dato tantissimo, e che appunto porto sempre con me nel cuore, e anche perché appunto mi è sempre piaciuto leggere, mi è sempre piaciuto scrivere, mi è sempre piaciuto il cinema, e quindi naturalmente l'idea di poter realizzare qualcosa che avesse auspicabilmente la possibilità di andare sullo schermo, o che comunque potesse risultare credibile. Per me quando scrivo è molto importante che le cose possano sembrare appunto che non sia necessaria, insomma, una grande sospensione dell'incredulità da parte di chi ne fruisce. Se ci possiamo ritrovare, insomma, in qualcosa, in uno scambio di emozioni e di comunicazione, secondo me è molto importante. Quindi, insomma, ho avuto questo enorme privilegio e questa straordinaria fortuna di partecipare e di vincere a quell'edizione del premio Malerba, che è stato, ripeto, l'ho già detto tante volte in questi minuti, prima di tutto una gioia, un privilegio, un onore, una grande fortuna per tutto quello che mi ha dato, in primo luogo umanamente. Sì, in effetti la sceneggiatura che tu hai scritto c'è un po' è di una ritardo, sceneggiatura sembriamo che tipo quindi tu hai collegati pensato. dall'Honduras, è il famoso ritardo come si può dire, il ritardo del satellite. Sì, in realtà non so come fare a temperare a questa mancanza, ma però purtroppo, perché se chiudo la Non ti preoccupare, diretta. guarda, tu devi considerare che in questo momento a Roma c'è la bufera, ma proprio di Ah, c'è un quelle temporale? epocali, quindi è già tanto che riusciamo a sentirci. Infatti tremavo e sto incrociando anche le dita dei piedi praticamente per questa nostra diretta, che per il momento sembra tenere, quindi insomma continuiamo così. Quindi la storia di Patrizio e Michele, di questo amore che tu racconti, è nato, tu hai accennato al cinema e al teatro, è nato per il cinema o per il teatro? E poi tu da scrittore puoi raccontarci come scrivere per il teatro e come farlo per il cinema? Quali sono le difficoltà tecniche che si incontrano? Tu scrivi per entrambe? Sì, allora guarda, non lo so in realtà per cosa sia nato, e non saprei dirti in realtà quali siano, non avendo una preparazione, diciamo, accademica per certi versi, ma non sulla scrittura e sulla scrittura specifica per i mezzi in particolare. In realtà il racconto era una sorta di elenco, la lista, in effetti l'elenco è come dire, per certi versi anche un genere letterario, una sorta di elenco appunto di post-it, di immagini, di frasi, di momenti, è come se appunto la storia, la relazione, che poi in realtà che siano Patrizia e Michele è, se vogliamo casuale, potevano essere Anna e Francesca, Paolo e Chiara, potevano essere chiunque, insomma. È diciamo, è come se dalle cose, come se fossero i fatti a parlare in pratica, e a far emergere da soli la loro verità, di questa costruzione di un amore, per citare Ivano Fossati, insomma, questo mosaico un po'. Tu lo citi Se anche ci all'inizio del testo, sì, Ivano Fossati. sì, è uno dei riferimenti, così come penso che sia, quantomeno per la nostra generazione, nel nostro immaginario collettivo, uno dei riferimenti è chiaramente la celebre scena di Love Actually, con i cartelli. Certo, quantomeno non io non sono all'altezza di Richard Curtis per quanto riguarda la scrittura, né tantomeno nessuno mi ha mai dedicato i cartelli. Sarebbe cosa molto carina, ma non è avvenuta. Dubito fortemente che avvenga in un prossimo, quantomeno in un prossimo futuro, poi non so, le vie del Signore sono infinite, come si suol dire. Però insomma sì,
In realtà c'era anche un'altra ispirazione, anche lì molto divertente secondo me, che nasce dalle idee brillanti di un altro grandissimo scrittore e sceneggiatore, secondo me molto divertente, molto ironico e molto capace di penetrare col suo sguardo la realtà al di là delle convenzioni e soprattutto al di là di quelle che sono le consuetudini, ma al tempo stesso facendo in modo che tutti noi ci possiamo riconoscere in una certa tipologia di dinamiche, di relazioni e di rapporti, che è Ivan Cotroneo con la sua scrittura molto irriverente. Quindi pensavo anche a Tutti i pazzi per amore, che è stata una serie TV molto, secondo me, innovativa, soprattutto per quel che concerne in realtà il background e i termini di riferimento e di paragone della televisione generalista. Quindi in tutto questo mare di riferimenti, mettendoci un po' del mio, del resto noi siamo anche un po' l'ambiente da cui veniamo. Siamo moltissimo influenzati, almeno secondo me, dal modo in cui cresciamo e da tutto quello che ci capita e da tutto ciò, che siano persone, che siano libri, che siano accadimenti generali con cui entriamo in contatto nel corso della nostra vita. Le nostre gioie, i nostri dolori, i nostri rimpianti, i nostri ricordi. Quindi tutto questo in maniera in realtà molto semplice, cioè non ho la pretesa né le capacità né insomma, non mi posso ergere né a maestro né a giudice di nessuno, anzi, ci mancherebbe altro. Però mi piaceva, insomma, semplicemente l'idea di comunicare. Si scrive per comunicare, si scrive per sentirsi meno soli, fondamentalmente. Il fatto che qualcun altro abbia Quindi, trovato piacevoli le mie cose vuol dire che è entrato un canale di comunicazione, tutto qui. ma era pensato per il cinema, però. Beh, allora, il racconto nasce come racconto, come short story. A me piacciono molto i racconti, forse li so scrivere, diciamo così, mi vengono talvolta bene, credo. Ho scritto monologhi più che altro. Ho scritto sì per il teatro, sì, grazie all'amicizia della straordinaria Alessandra Vagnoli e di tanti altri abbiamo avuto anche l'occasione con la Lega Compagnia degli Assurdi non solo di mettere in scena qualcosa. La scrittura per il film chiaramente è sempre una seduzione, anche perché forse se devo scrivere qualcosa, la cosa che mi riesce meglio scrivere sono i dialoghi. E non mi piace infarcire di molto il contorno, perché il contorno poi ognuno se lo immagina anche a modo suo. E raccontare troppo, secondo me il cinema che racconta troppo, che diventa esageratamente didascalico, se fatto bene è meraviglioso, ma mi interessa meno di quello che rimane un po', come dire, nel mistero. E quindi chiaramente mi piace che, appunto, come il discorso dei post-it a cui facevamo riferimento poc'anzi, sia dalle cose che poi, come se per un processo, non so, di germinazione, di gemmazione, di fioritura, sorgessero tutto quello che è il contorno, diciamo. Ecco. Sì, io di questi argomenti, anche di un po' del cinema di Monica Vitti, Lilla Brignone, ho parlato con Chiara Ricci, non so se la conosce. Assolutamente. In futuro, se ci incontreremo, magari facciamo un'uscita tutti quanti insieme, c'è una diretta che ho girato con lei. Sì, quindi ho compreso che l'esigenza è nata come racconto, quindi non era pensato per il teatro. Poi ho letto che però chi ti ha commentato, chi ha scritto anche... È nato tutto Sì. per caso, perché è nato il libro, è nato come partecipazione a un contest di una startup, di una casa editrice. Il libro era, in realtà io avevo scritto soltanto quel racconto, soltanto una semplice storia d'amore. Poi l'editore mi ha detto che l'aveva trovato molto bello e che però il libro sarebbe venuto veramente di 4 pagine, sarebbe venuto un foglio, quindi che servivano altri racconti. E allora ho messo insieme un po', appunto, di storie, di monologhi, di racconti che mi sono venuti lì sul momento. Poi appunto c'è stata l'occasione del premio Malerba, la sceneggiatura, e quindi ho pensato, ma perché non partire da quella base per raccontare una storia che potesse vivere anche attraverso la forza vivida delle immagini. Quindi in realtà è stato tutto molto casuale, per questo ti dico che non mi aspettavo assolutamente poi di poter incontrare un riscontro così positivo. E non hai pensato di farlo poi a teatro? Di cambiare magari? Sì, ne abbiamo parlato, ci abbiamo ragionato, ci abbiamo pensato e
sarebbe veramente un grande successo, una grande soddisfazione. Speriamo un giorno di poterlo rappresentare a teatro, probabilmente effettivamente come two-man show, per così dire, potrebbe funzionare. Tra l'altro ho visto che si tratta, tra virgolette, di un genere che in questo momento sta prendendo molto piede, senza voler fare paragoni, perché naturalmente non sono all'altezza di reggerli, ma alla Vaudeville di Londra, per esempio, sta andando in scena con varie rielaborazioni e con varie coppie protagoniste, ultima quella che vede tra i protagonisti Russell Tovey, Constellation di Pain, che è una storia di due personaggi, quindi in realtà gli esempi potrebbero essere infiniti in merito a questa tipologia di spettacoli, quindi sì, potrebbe essere. Sì, io non ho scritto una recensione. Non ho scritto ancora una recensione. Ma purtroppo il discorso del Covid ci ha molto, chiaramente, come tutti, a maggior ragione, le produzioni più piccole o per lo più amatoriali, ha frenato molto. Speriamo in un prossimo futuro, tornando a una normalità che ci consenta di nuovo un contatto umano senza limiti, di affrontare anche questo discorso. Quindi sarebbe veramente un sogno. Sì, in effetti io non ho scritto la recensione citando altre letteratura, perché volevo sentire prima cosa ne pensavi tu, visto che ho detto vabbè, voglio prima chiedere l'autore prima di fare qualche riferimento probabilmente troppo distante, invece mi piaceva prima parlarne con te. Sì, in effetti c'è diversa letteratura che richiama proprio la tua sceneggiatura. Però il tuo stile ha sempre qualcosa di originale, quella punta di originalità che spicca. Sì, in effetti probabilmente questo è dovuto anche ai tuoi studi, Gabriele, perché come abbiamo parlato ti senti differita? Te l'ho detto, è che siamo è il collegamento con l'Honduras, cioè satellite, se puoi eliminare qualcuno e mandarlo fuori dall'isola, Sabatini per farlo. No, ti volevo dire che non ho visto nelle interviste che hai rilasciato fino ad ora, magari su YouTube o su Facebook, che hai avuto modo di parlare o ti hanno chiesto dei tuoi studi. Quindi volevo un po' sapere com'è che ti sei avvicinato a Martellotti Giuseppe, in arte Guido Vieni, e perché proprio lui? Perché lui fa un misto tra effettivamente il romanesco, se dico bene, proprio il romanesco, addirittura il latino. Lui ha influito nella tua... È una storia molto divertente. Allora, io prima faccio un anno di medicina, do 3 esami, poi cambio, nonostante fossi passato ai test di ingresso in 2 facoltà presso 2 ateni diversi, cambio e scelgo di seguire il cuore, non in senso anatomico, ma in senso, diciamo, letterale e letterario, ovvero sia di seguire quella che è sempre stata la mia passione, cioè appunto la letteratura. Quindi mi iscrivo a lettere e comincio a fare gli esami e decido, trovandomi molto bene seguendo i suoi moduli, di discutere la tesi di triennale in studi italiani, una tesi in filologia della letteratura italiana con la professoressa Silvia Rizzo, che è una intellettuale straordinaria, una persona assolutamente meravigliosa, le proposi di portare come discuto della mia tesi un mio lontano parente che scriveva in dialetto, Pietro Fucci, barbiere di Soriano nel Cimino, provincia di Viterbo, poeta assolutamente autodidatta, una storia anche di resistenza in epoca novecentesca, quindi insomma una figura che mi sembrava interessante e che mi sembrava anche, diciamo, nuova, per non parlare sempre di autori molto evidentemente straordinari, certamente superiori dal punto di vista del pregio letterario, ma più conosciuti. Dopodiché ho proseguito con la laurea magistrale in letteratura e lingua studi italiani ed europei e ho deciso di fare la tesi sempre con la professoressa Rizzo, sempre in filologia della letteratura italiana, appassionandomi al testo e all'idea proprio del testo come elemento che parla e che vive,
E stavolta siamo passati a un suo parente, nel senso che Martellotti, in arte Guido Vieni, è il nonno della professoressa Rizzo ed è un personaggio assolutamente straordinario. C'è appunto una via a lui dedicata, via Martellotti, in prossimità di Viale dei Romanisti, chiaramente, che non sono i tifosi della Roma come me, ma sono tutti gli scrittori della strenna dei romanisti, e quindi tutti coloro che facevano del dialetto del vernacolo di Roma un modo di trasmettere cultura, evidentemente, e lui in arte Guido Vieni scriveva, in particolare la mia tesi era incentrata sulla sua raccolta poetica del 1899, Prosperi e Cerini, che in realtà è un'Endiadi, perché il Prospero e il Cerino sono il fiammifero, quindi nuge, per dirla con Catullo, piccole cose, ma che facevano luce, insomma, molto, molto importanti. interessante, sì. Martellotti era un poeta assolutamente interessante. Il verso martelliano, cioè il doppio settenario, alcuni lo chiamarono addirittura martellottiano, proprio in suo onore. Figura appunto prima novecentesca, frequentò l'università la Sapienza negli stessi anni, non completando gli studi, tra l'altro, negli stessi anni in cui la frequentarono Pirandello, Ernesto Monaci, e lì ritorna anche il discorso del trade union con Soriano e con Pietro Fucci, di cui parlavo prima, perché Ernesto Monaci era di lì, e Pirandello ci ha ambientato, ci è vissuto spesso, ci ha ambientato due novelle, ha dedicato la poesia Pian della Britta, quindi insomma c'erano tanti riferimenti che si ricollegavano, e quindi c'era questa storia che mi sembrava bella e divertente raccontare. Sì, secondo me è veramente interessante. C'è poco su internet, c'è poco in realtà anche nelle biblioteche, perché ho visto un po' i cataloghi. Quindi sì, mi ha fatto molto piacere che tu abbia sviluppato questo interesse. E sì, un altro interesse che mi ha incuriosito è quello per Arbasino. E volevo sapere se ha influito nella formazione della tua mente da sceneggiatore, perché lui è un critico teatrale, abbiamo letto tutti i suoi libri. Credo di sì, più che altro ha influito sul discorso che il testo è sempre vivo. Noi siamo abituati a considerare il testo, soprattutto una volta mandato in stampa, come qualcosa di finito, di definito e di definito. In realtà non è così. In realtà non solo nel momento in cui noi rileggiamo uno stesso libro più volte nel corso della nostra vita, in realtà davvero, come diceva Calvino, il classico, non finisce mai di dire quello che ha da dire, perché lo riscopriamo sempre in maniera diversa e ci racconta sempre cose diverse, si relaziona con noi in modo diverso e noi ci relazioniamo con il testo in modo diverso. Ma il testo è proprio un organismo vivente, vitale. Arbasino ha valicato, fatto implodere i confini del testo come opera finita, con le sue continue riletture e riscritture. Io ho avuto occasione di parlare di lui in alcuni convegni in giro per l'Europa che ho avuto la fortuna di fare nel momento in cui ho preso parte, e con gli anni successivi, al dottorato di ricerca in italianistica all'Università di Vergata. Anche lì parlando di qualcosa di un po' inconsueto, perché la mia dottorato verteva appunto, come tu giustamente hai detto prima, citando sul Carlo Dalba. Dalba non è uno scrittore di professione, è ottico nella vita, anche lui sempre nell'area della Tuscia, la sua essere storia, e Carlo Dalba ha riscritto in oltre 11.000 endecasillabi tutta la Bibbia. Tant'è che quest'opera è arrivata anche in Vaticano e ha il plauso di Potecce. E quindi appunto nel corso chiaramente tra le varie attività del dottorato di ricerca, tra l'altro la Marca Vergata è una in assoluto fra le migliori, non solo italiano ma anche europeo, c'è stata la possibilità di convegni attraverso i quali sono grandi occasioni di scambio e di Ma non si comunicazione. possono trovare in internet registrati? Allora, ci sono gli atti. Ci sono gli atti di convegno quando sono stati pubblicati. Sai, le pubblicazioni accademiche sono sempre un pochino complesse, ma ad esempio appunto mi è capitato di parlare sia a Bergen che a Banja Luka, che è questa città della Bosnia dove c'è questa facoltà di italianistica straordinaria, sia altrove appunto anche di Alberto Arbasino, che è un intellettuale assolutamente, non ha certo bisogno del mio imprimatur e né di presentazioni. È un intellettuale
che ancora oggi veramente ha lasciato, e ancora se ne parla, se ne continua e se ne continuerà, io credo, a parlare, ha lasciato un segno, anche perché chiaramente ci sono moltissimi autori, mi vengono in mente Aldo Busi o Walter Siti, che hanno qualcosa in comune con la poetica straordinaria di questo autore, veramente poliedrico. E pensiamo appunto a Fratelli d'Italia, questa grandissima storia che continua di edizione in edizione, continua a cambiare, a lievitare, a riempirsi di dettagli e sfumature, e appunto anche lì il parallelo è recentissima la notizia di una nuova edizione di Seminario della Gioventù sulla gioventù di Aldo Busi, opera assolutamente capitale, uno dei migliori incipit, e non solo, naturalmente, della storia letteraria italiana, che a quanto pare, se ho capito bene, sta per uscire per Rizzoli con una nuova edizione in cui Busi avrebbe fatto centinaia di piccole modifiche e aggiunto addirittura una quindicina di righe, quindi anche il discorso, anche lì, filologico, del testo, della passione, della capacità di andare a indagare nei dettagli le trame più sottili. Fratelli d'Italia è un'opera mondo, anche lì un testo che non finisce mai di dire quello che ha da dire, e che non solo, che non è mai finito, perché ogni volta l'autore decide di metterci mano, perché sono opere allo stesso tempo figlie del loro tempo, del loro zeitgeist, ma anche capaci di parlare, come ogni classico, alla contemporaneità. Del resto, anche quando si inventano mondi altri, lo scrittore, così come l'autore di cinema, l'autore in generale parla ai suoi contemporanei, anche appunto quando inventa un futuro. Parla ai suoi contemporanei con la speranza di arrivare a parlare ancora in maniera credibile e contemporanea ai posteri, senza naturalmente dimenticare uno sguardo rivolto verso il passato. E poi anche lì la connessione con il cinema, chiaramente mi viene da pensare alla Bella di Lodi, quindi grande film con una giovanissima Teresa Belli, doppiata da Adriana Nasti, che parla proprio, che parte da uno scritto di Arbasino, e che tra l'altro è il racconto dell'Italia del boom, quindi dell'Italia. Mi sa che abbiamo perso la connessione. Vediamo. Perché a Roma c'è temporale, ma i problemi si verificano anche col cielo sereno. Quando c'è una diretta si verificano a volte dei problemi di connessione. Vediamo. Molto interessante questo dibattito con Gabriele, no, di Arbasino. Vediamo. Eccoci, vediamo se siamo più fortunati. La saltata la connessione. Sì, stavo appunto dicendo che stavamo parlando della Bella di Lodi, di Arbasino, e la connessione col cinema. Ci sono problemi di connessione. Vedo e non ti sento. Proviamo adesso perché adesso inizio a vederti. Ok, bene, bene, bene. Allora, non che sia sto gran spettacolo vedermi, però allora forse vuol dire che la connessione, diciamo che regge di più. Sì, il discorso molto brevemente era sulla grande rilevanza, secondo me,
anche nella costruzione del nostro immaginario collettivo degli anni 60 e dell'interpretazione che Alberto Arbasino ne fa come caposaldo della cultura pop, pur essendo un intellettuale raffinatissimo. Già. Tu stavi parlando della Bella di Lodi. Questo film appunto tratto da Arbasino, che trae ispirazione da un'opera di Arbasino, anche quella più volte rivista e rimaneggiata, perché la poetica della riscrittura in realtà è fondamentale nel Novecento e Arbasino ne è veramente il principe. È un film molto, secondo me, molto riuscito nel fotografare quell'Italia, quel mondo, quel tipo di borghesia che si arricchisce, il discorso appunto dell'industrializzazione di massa, della motorizzazione di massa. Il personaggio di Stefania Sandrelli, che a mio avviso è eccellente in questa sua caratterizzazione. Non sentiamo la voce in questo film perché è doppiata da Adriana Asti, ma ci possiamo beare appunto della sua interpretazione attoriale. Racconta di un tempo e di un'Italia che non esiste più, certamente, ma che l'Italia di oggi esiste perché c'è stata quella, perché c'è stata l'Italia degli anni 60, c'è stata l'Italia in cui per non trovare lavoro dovevi non volerlo trovare, fondamentalmente. Un'Italia che ha costruito le basi del nostro immaginario collettivo, del nostro presente, con i suoi pregi, i suoi valori e anche i suoi difetti, per certi versi forse nel momento in cui si riteneva che tutto fosse possibile, dando anche là poi a quelle che sono state delle esagerazioni che hanno portato poi a tutte le criticità a livello sociale, economico, culturale, politico che conosciamo, che riconosciamo nella nostra contemporaneità. Ecco, non per voler fare dialoghi sui massimi sistemi, anche perché non sono all'altezza chiaramente, però insomma mi sembrava interessante raccontare di quel tempo e secondo me quella fotografia è particolarmente riuscita perché fotografia diciamo non a luce piena, ci sono anche le ombre e quelle forse sono la cosa che racconta di più. Salta la connessione. Proviamo a rinvitare almeno per salutare Gabriele. Non c'è 2,33, Salta la connessione, Gabriele. Salta la connessione. Sì. Oggi va così, oggi siamo fortunati con la connessione. Sarà un motivo in più per rincontrarci. Sì, a chiusura sei nato, perché io vorrei chiederti anche tante di quelle cose, perché soprattutto al primo incontro ci sono tutte le cose. Se ci potresti fare un nome tra uno sceneggiatore per il cinema e uno per il teatro, chi citeresti? Tra le tue... Mamma mia, che domanda difficile. Che domanda difficile, perché gli sceneggiatori
ehm, solo l'imbarazzo italiano e internazionale, c'è solo tanta bellezza, tanta gioia. Gabriele, non ti ho sentito, non ti sento, la connessione non va. Eppure io ho il wifi adesso. Gabriele, non ti ho sentito, non ti sento. Sento. Proviamo a Voce? salutarci. Sì, sì, temo che non si sta il tempo in senso, come dire, cronologico per poter avere tante altre occasioni per conversare insieme. Intanto ti ringrazio con tutto il mio cuore Sì, per questo incontro l'importante è solo riuscirti virtuale. a incontrare perché diventa sempre più difficile. Assolutamente sì, è vero, è vero. È vero. Eh, Gabriele, ti ringrazio. Sì, rimanderemo questa conversazione magari di persona. Per gli altri abbiamo cominciato a dare degli spunti di dialogo. Per gli altri, grazie di averci seguito e abbiamo cominciato a dare degli spunti di dialogo che poi approfondiremo. Non so se mi hai sentito. Va bene, in ogni caso